Ponte di Vidora si è concluso con il rinvio ad un ulteriore vertice in programma tra una decina di giorni, il summit presso la sede di Veneto Strade per cercare una soluzione al problema del collegamento tra Vidora e la Feltrina, evitando lo storico manufatto, una questione che ora vede opporsi da un lato i sindaci che caldeggiano il progetto del 2014 definito con la provincia, dall'altro Veneto Strade che propone un nuovo progetto con un nuovo tracciato, meno costoso ma che secondo le amministrazioni locali avrebbe un impatto notevole di traffico sui centri dei paesi. Attorno ad un tavolo stamane i rappresentanti dei comuni di Vidor, Crocetta, Valdobbiadene e Cornuda, la provincia, il direttore generale di Veneto Strade Silvano Vernizzi ed il consigliere regionale Tommaso Razzolini. Il direttore Vernizzi che ha dato comunque una possibilità di un'apertura, e questo è positivo, nei confronti delle istanze e delle volontà dei comuni. Da qui bisognerà lavorare. Adesso ci siamo dati appuntamento fra una settimana, 10 giorni, per un altro incontro, perché durante la mattinata di oggi insomma sono emerse delle perplessità e dei punti di vista sia da parte delle amministrazioni comunali che da parte di Veneto Strade da valutare e da studiare bene. Al prossimo incontro parteciperà anche ATS per la questione collegata all'ampliamento del depuratore di Covolo.